l'estate ha un sapore diverso. Il tempo rallenta e l'aria è più leggera. Qui ogni giorno ha il profumo di una piccola avventura. Questo luogo si chiama Enego e a Enego l'estate è tutta da vivere. Buongiorno Sindaco! Ciao Ida, grazie di essere qui ad Enego e benvenuti a tutti. Grazie. Sindaco, Enego è il posto ideale per poter vivere una vacanza estiva a 360 gradi. Dal caldo delle città e della pianura, anche veneta, passare una bella giornata al fresco credo sia bellissimo per tutti. Una giornata in famiglia, tra le maghe, tra la natura, ma anche qui in centro con diversi piccoli negozi che vi possono coccolare e accompagnare in quest'estate. Quindi nel nostro viaggio oggi partiamo qui dal centro di Enego, dove si vive in convivialità di mattina, pomeriggio, di sera, ma abbiamo tutto un panorama da scoprire. Partiamo dai percorsi ciclopedonali. Sì, io credo che per una persona che voglia passare un'estate in famiglia, i nostri paesi d'altopiano, tra cui Enego, sia il posto ideale. Come dicevi, una bella passeggiata tra le maighe e i rifugi della nostra piana di Marcesina o anche in bici con l'e-bike a scoprire i monti della Grande Guerra, ma anche le fantastiche montagne e boschi salvati dopo la tempesta Vaia, sia veramente rigenerante. Quindi territorio, storia, enogastronomia che noi porteremo subito nelle vostre case. Andiamo, Sindaco. Vi aspettiamo. Sindaco, siamo saliti a 1400 metri di altezza. Dove ci troviamo qui? Siamo a Valmaron, qui troviamo 3 maighe, mentre poi ci sposteremo a Marcesina dove ne troviamo altrettante da visitare e da scoprire. Però questo è un luogo fantastico anche d'inverno, mi sento di dire. Oggi lo vediamo d'estate perché qui c'è lo sci da fondo e fra pochissimo anche lo sci da discesa ritornerà. Perché si chiama Val Maron? Lo sentiamo già dal nome. Perché è una valle che d'estate sicuramente è verde grazie ai pascoli, poi quando arriva l'autunno in realtà i boschi di faggio si colorano di marrone ma anche di tantissimi altri colori. Infatti credo sia un territorio da scoprire d'estate, ma d'autunno regala un fascino tutto a sé. E quindi Enego è un territorio da vivere 365 giorni l'anno, ma adesso io sento un profumino che arriva da quella porta, sì, perché abbiamo il nostro Malgaro che deve dirci qualcosa. Entriamo, Sindaco. Andiamo. Buongiorno Ida, buongiorno Buongiorno, signor Sindaco. buongiorno. Ho appena finito di far formaggio adesso. Ma appena finito! Sì, appena finito. Mi altri devo vederlo il formaggio, ma Sì. a che ora ci si alza per fare il Alle formaggio? 5 della mattina. E cosa succede alle 5 della mattina? Alle 5 della mattina i miei ragazzi che mangiano, mie fiole, mi portiamo latte in sua caliera e facciamo formaggio. Devo vedere le steccheliere, Devo devo vedere vedere le sto steccheliere. formaggio. Ecco, questa è la caliera. La caliera non facciamo formaggio. Qua resta 10 quintali di latte. Facciamo 10 pezzi di formaggio al dì. Perché sia facciamo formaggio di allevo, però facciamo anche i formaggi freschi. Cos'è il formaggio di allevo? Cos'è il formaggio fresco? Allora, il formaggio di allevo è un formaggio fatto qua latte di 2 mungiture, quindi a sera trasmessa a bacinella, tira via panna per raffioramento e la mattina si fa l'aggiunta dell'altra metà per fare un formaggio meno grasso, dove che durare nel tempo. Qua mi ho una forma che ho tagliato domenica di 8 anni. Però questo è il prodotto finito qua. Sì. Questo oggi abbiamo fatto un formaggio da mangiare fresco, con 25 giorni di stagionatura si può mangiare. Questo è un formaggio pressato. Vediamolo. Ecco. Oh là. Eccolo qua.
Vedi, questo qua lo appena tira fuori dalla caliera. Sì. Come si mangia questo formaggio fresco? A cotto anche, vero? Questo formaggio fresco si mangia anche, si fa formaggio fuso. Sì. Formaggio fuso. Quindi formaggio fuso, funghi, sì. Un buon bicchiere di vino. Un buon bicchiere di vino. La nebbietta fuori, sì. Anche d'estate. La fetta è polenta brustolare, ma la fetta è soppressa. E cosa c'è di più bello al mondo no, di questo? non c'è. Andrea, quanti tipi di formaggio fate qui, che poi sono anche in vendita? Noi altri qua abbiamo dall'Asiago DOP, prodotto della montagna. Questa ad esempio è una forma del 16 del 6 del 22, questa è una forma che ha 3 anni. E facciamo anche il nostro formaggio Marcesina. Questo qua è un prodotto proprio ricavato dalle nostre maglie qua da Enego. Abbiamo depositato con un marchio del formaggio Marcesina. 4 maglie che produce il formaggio Marcesina. Marcesina fresco e anche il Marcesina d'allievo. E quindi questo è il vostro marchio di riconoscimento. Sì. Una delle 4 maglie siete voi. Sì. Grazie signora Andrea. Prego. Grazie. Prego. Eccolo qua, si sa che il tempo in montagna cambia velocemente, noi dobbiamo passare a un'altra malga, sì, ma facciamo un viaggio tutto speciale con questo pulmino, vero? È un pulmino 4x4 appunto che il Comune di Enego mette a disposizione della Proloco e organizziamo dei tour in 4x4 sulla bellezza delle realtà delle strade di montagna che abbiamo qui in Val Marone Marcesina. Ogni mercoledì pomeriggio portiamo appunto i turisti a vedere delle realtà che altrimenti non potrebbero fare con le macchine normali o andando a piedi. Per cui benvenuti e andiamo. Allora saliamo perché il nostro viaggio continua così. E qui dove il cielo incontra le nuvole si raccolgono i frutti della terra. Entriamo in uno dei tanti rifugi. Venite con me. E qual è il prodotto tipico della zona e del territorio in questa stagione? Assolutamente il fungo porcino. Raccolto questa mattina presto. No, perché io voglio farvi vedere questo, guardate. Pianino. Eccolo qua. Quanto peserà un fungo così? A che ora ci si alza per trovare questi funghi? Bisogna alzarsi presto, 5, 5 e mezza, appena comincia l'albeggiare. E quando è buio ancora? È quasi buio, il tempo di arrivare in bosco e si raccolgono i primi porcini. Ma è vero che ci vuole una cultura e tanta esperienza anche per trovare il porcino, sì, perché il porcino è nascosto sotto le Diciamo che viene sui soliti alberi e allora con l'esperienza degli anni bisogna cercare gli alberi giusti solo dove nasce il porcino. Eccoli qua. Eccoli qua. Ancora questi, guarda che belli. Il raccoglitore di una volta, abbiamo anche lui per fortuna che ci aiuta. I porcini si raccolgono in luglio, agosto, anche settembre, ottobre. Fino ai primi di ottobre, sì. L'enogastronomia dedicata a questo fungo. Ne abbiamo un esempio qua davanti. Un piatto tipico che facciamo noi qua in rifugio è il pasticcio di funghi porcini che ha inventato praticamente mia mamma con tanti porcini e viene un prodotto tipico. Dopo facciamo anche le zuppe, facciamo anche il risotto, facciamo il piatto unico di polenta soppressa, formaggio e funghi freschi. Quindi un territorio tutto da scoprire ma anche tutto da assaporare. Certo. E ora, grazie, grazie. Bene. E ora di viaggio in viaggio, di rifugio in malga, sì, perché abbiamo ancora tanto da scoprire. Ma se fin qui siamo arrivati in pulmino, da qui in poi si prosegue in bicicletta con le nostre e-bike. Ciao Riccardo. Eccoci. Buongiorno, ben arrivati. Eccoli i nostri mezzi pronti all'azione. Noi qui abbiamo le e-bike, sono biciclette elettriche, quindi dotate di motore. Un bel imbroglio per avere un bel aiuto e riuscire ad affrontare qualsiasi tipo di dislivello. Il nostro territorio direi che è l'ideale. Tanta pianura ma in quota, quindi strade bianche, sentieri,
maighe, un sacco di cose da visitare e comunque poco dislivello. L'ideale proprio per una bella giornata rilassante su 2 ruote. Certo, adatto a tutte le età, tutte le famiglie possono usufruire di questo servizio che qui è sempre disponibile. In poche pedalate da qui si raggiungono che siti? Allora, qui possiamo sicuramente raggiungere immediatamente la Piana di Marcesina, ce l'abbiamo qui a 2 passi. Poi possiamo salire anche un po' più in quota, andiamo verso le nostre montagne, tutto raggiungibile in bicicletta. Andiamo verso i Castelloni di San Marco, magari Cima Cagliera, Monte Ortigara, molto famoso, perché voi sapete, oltre che prodotti tipici, le maighe, noi chiaramente siamo pervasi dalla storia. Qui abbiamo avuto la Grande Guerra e quindi quale modo migliore per trovare anche le trincee, i vari resti, i forti. Bellissimo, un sacco di cose da vedere. E allora noi ho sentito parlare della Piana di Marcesina, sì, famosa in tutto il mondo per la sua qualità dell'aria, per la sua conformazione proprio unica al mondo. Andiamo lì. Avete mai sentito le mucche che burlano? No? Beh, in questo caso ve le facciamo sentire noi. Ci troviamo in Malga Primo Lotto, Marcesina. Adesso Manuel le chiama. Le avete viste, le avete sentite? Sì, ci sembra di essere negli Stati Uniti, stessa piana, stesse mucche particolari, vero Emanuela? Sì, queste sono mucche particolari, sono mucche di razza Angus e sono particolari e sono allevate anche allo stato semibrado. Qui facciamo i panini onti con l'hamburger di Angus, formaggio di produzione nostra e la pancetta, tutti prodotti a chilometri zero. Una mucca che mangia le erbe di questa piana particolare, famosa in tutto il mondo per la sua conformazione. È molto importante che le mucche rimangano fuori al pascolo, soprattutto qui appunto nelle piane di Marcesina con questa erba loro producono carne di qualità. Latte in primis appunto per il vitello e poi abbiamo anche una carne di qualità. Tutti prodotti che si possono gustare qua nella semplicità della piana di Marcesina. Grazie. Nessuna estate è completa senza il sapore delle malghe, ricotta appena fatta e profumo di polenta. E qui si prepara il sale, ciao Walter, Buongiorno. per la ricotta. Qua stiamo preparando il solfato magnesio per fare la ricotta. Il processo qual è? Dopo aver finito il formaggio, estrarre il formaggio asiago, procediamo a riscaldare il siero, raggiunge la sua temperatura 85-90 gradi e dopo a questa temperatura si fa l'aggiunta del sale e abbiamo la ricotta. Che tipo di formaggio è la ricotta? Molto leggero, non ha calorie? Formaggio leggero, viene tolta tutta la parte grassa del formaggio, l'ultima parte che rimane del siero, diciamo che è magrissima, si può dire. La ricotta di montagna? E la ricotta di montagna ha sicuramente un altro gusto. Qui l'estate è vera, sveglia all'alba, lavoro, ma anche tanta gente che viene su per assaporare i sapori di una volta. A Enego l'estate si ascolta, nelle voci della gente, nei passi sui sentieri, nei silenzi delle vette. Enego non si visita, si vive e ogni volta che torni ti ritrovi.